Questo che vedete nelle riprese è il campo base Cengia Martini, ex magazzino della funivia Lagazzuoi, riadattato dal gruppo Alpini di Cortina per poter essere usufruito dai volontari che vengono ad operare nel recupero delle trincee, delle gallerie, delle postazioni, delle opere storiche della prima guerra mondiale, sia italiane che austriache. Il campo base del comitato Cengia Martini è utilizzato soprattutto, anzi dico quasi esclusivamente nel periodo estivo, perché nel periodo invernale, come 2 anni fa, qui c'erano 10 metri di neve, per cui il luogo è impraticabile. Nel periodo estivo qui per 3 o 4 settimane alloggiano settimanalmente da 15 a 20 alpini volontari della sezione alpini di Treviso che vengono appunto a svolgere i lavori che dicevo prima. Oggi siamo alla conclusione del primo turno, 31 luglio 2010, e da domani cominceranno ad arrivare i volontari del secondo turno. Gli alpini della sezione ANA di Treviso operano in questo luogo dal 1999 e sono intervenuti durante i primi 5 anni fino al 2003 sul piccolo Lagazzuoi, che è il monte che vedete alle mie spalle, dove si sono combattuti da sotto gli italiani fino alla Cengia Martini con le gallerie che poi hanno scavato per risalire, e sopra dall'alto gli alpini, i Kaiserjäger austriaci. L'altro monte su cui gli alpini di Treviso hanno operato nel recupero storico è il Sas di Stria, che poi vedremo in quanto in questo momento nascosto dal campo base. I cantieri di lavoro sono stati molteplici nella ricostruzione, dicevo già prima, di baracche, camminamenti, gallerie in varie zone della montagna, tant'è vero che salvo i cantieri più in quota verso i 2700-2800 metri in cui ci si spostava con la funivia, il resto erano lunghe marce quotidiane a piedi per raggiungere i posti di lavoro e poi per rientrare alla sera. Dopo 10 anni di lavoro sono stati concluse le nostre opere sia sul piccolo Lagazzuoi che sul Sas di Stria, e nel 2008 c'è stata la grande cerimonia dell'ANA nazionale con l'inaugurazione dei lavori da noi svolti, e ora siamo qui non per iniziare nuovi lavori ma per aprire cantieri di manutenzione, soprattutto nelle opere che abbiamo restaurate per prime negli anni 99, 2000, 2001. E pertanto in questa settimana gli alpini del primo turno hanno lavorato per aprire tutta una serie di cantieri, 5 per la precisione, che i nostri alpini di Treviso in congedo la prossima settimana cercheranno di portare a termine. Siamo qui per svolgere lavori di manutenzione nelle opere che avevamo già risistemato nel decennio precedente. Di cantieri aperti ce ne sono 3 qui nel piccolo Lagazzuoi che abbiamo visto prima. Le trincee della Fonbank austriache, che era la prima linea austriaca, la Cengia Martini, che era il punto dove gli italiani erano riusciti a insinuarsi per insidiare gli austriaci che stavano sulla vetta, e poi una baracca in galleria. Mentre sul Sas di Stria, che ora sta alle mie spalle, avremo 2 cantieri, uno fisso per risistemare una scala in legno che una slavina nell'inverno scorso ha distrutto, e poi un cantiere mobile che dovrà sistemare una serie di muretti a secco. Qui siamo sul crinale ovest, verso nord-ovest del Sas di Stria, che è l'accesso turistico per salire fino in vetta, mentre sul lato sud si sale con una via attrezzata.
Alle mie spalle vedete il lato ovest del piccolo Lagazzuoi, si intravede anche sulla cima il rifugio e poi spostandoci verso nord-ovest vediamo sullo sfondo quel gruppo montagnoso un po' rossiccio, gruppo delle Conturines, e poi scendendo in basso ci riavviciniamo verso la nostra posizione, vediamo in fondo il rifugio Valparola, quella strada lì ci porta nella Val Badia, tutto il verde che vedete in fondo, siamo sulle pendici della Val Badia che scorre lì in basso, con la cima del Sas Putià. In lontananza si intravedono le montagne con le vette bianche, siamo già in territorio austriaco, e poi proseguendo verso sinistra, dopo del Sas Putià, che lo vedete ancora un po' verde, inerbato, le quote salgono e vediamo in lontananza le vette delle Odler e con più fatica, ma attrezzando bene la vista, proprio davanti a noi si vede uno spuntone che sembra un dito, quello lì è il Sassonger. Come si vedrà anche dalle immagini, il forte dalla parte sud è ancora diroccato, poiché l'artiglieria italiana dall'Averau del Col Gallina agli inizi della prima guerra mondiale è stato il primo obiettivo che hanno subito centrato. Quel forte è rimasto poi diroccato fino a qualche anno fa, poi quando hanno visto il lavoro che facevamo noi alpini della sezione di Treviso di recupero storico di questi monti, anche il forte, le regole, le amministrazioni locali eccetera hanno deciso di ripristinarlo ed ora è un museo della prima guerra mondiale, un museo che vale la pena di visitare per i molteplici reperti che vi sono conservati. Queste che iniziate a vedere sono le prime opere sul Sas di Stria ricostruite dagli alpini della sezione di Treviso. Si tratta di trincee austriache, in quanto questa montagna, come già dicevamo in precedenza, era sempre stata in mano austro-ungarica, e però a distanza di 90 anni queste trincee di fatto non esistevano più, si erano riempite di materiale, non solo materiale portato ma anche quello che c'era qui materiale, in quanto in questa zona sul Sas di Stria gli austriaci erano sottoposti al tiro dell'artiglieria italiana sia dal Col di Lana sud-ovest sia dal Col Gallina dall'Averau dall'altra parte, e per cui per proteggersi loro le trincee le avevano tutte coperte con legname e sopra il legname avevano depositato circa 60 cm di ghiaione, massassi, proprio per attutire i colpi dell'artiglieria. Quindi per noi è stato un enorme lavoro, perché dopo 90 anni tutto questo materiale era crollato dentro le gallerie e abbiamo dovuto ripulirle, ributtare fuori tutto a secchi e poi ricostruire sui lati i muretti a secco. Abbiamo appena attraversato la prima parte di trincea che è stata risistemata dagli alpini della sezione ANA di Treviso e che sostanzialmente parte da dove arrivava la funivia con cui l'esercito austro-ungarico portava un po' in quota il più possibile i materiali. Poi da quel punto, lungo questo tracciato di trincea, che poi prosegue qui dove ci troviamo noi e sale poi per la gradinata per arrivare lentamente fino in vetta, era la cosiddetta, noi la chiamiamo l'autostrada, perché era il sentiero principale sul quale i portantini dell'esercito austriaco portavano materiali, armi, munizioni, salivano gli uomini che poi si spostavano o sul lato destro o sul lato sinistro rispetto a qual era la zona, la prima linea di loro competenza, se era la prima linea verso il Falzario o se era la prima linea verso il Col di Lana, che poi andremo a vedere con le prossime riprese.
tutte le trincee austriache su SAS d'Istria erano coperte, mettevano quei travi lì di traverso, ci mettevano delle tavole e poi sopra ci buttavano ancora 60 cm circa di ghiaione per attutire i colpi dell'artiglieria italiana che sparava a sud-ovest dal Col di Lana e a sud-est dalla Verau dal Col Gallina. Qui intravediamo un esempio di quello che dicevo prima, delle trincee austriache che erano tutte coperte. Ovviamente noi, ripristinando le opere come erano nella prima guerra mondiale, per ovvi motivi di tempo, di materiale, di costi, non potevamo ricoprire tutte le trincee del SAS d'Istria. Però abbiamo voluto farne un qualche pezzo, come questa che vedete alle mie spalle, per dimostrare come erano fatte all'epoca. Questa qui è una diramazione dalla galleria, dalla trincea principale, una diramazione che porta in una postazione che domina il passo Falzarego. Come vedete sopra c'è il tetto e sopra il tetto il ghiaione per attutire i colpi. Qui alla mia destra vediamo una stanza scavata nella roccia che era una baracca dormitorio degli Alpenjäger, gli alpini austriaci. Vediamo ancora qui per terra il tavolame marcio dei tavolacci dove gli alpini, i Kaiserjäger austriaci dormivano durante le notti in cui erano di servizio in questa zona, che poi vedremo dall'altra parte la postazione della cannoniera austriaca che sparava sul Col di Lana. Questo ingresso che dà sulla trincea principale porta tramite una galleria a guardare verso il Col di Lana e verso la Marmolada, dove gli austriaci da questo posto con un cannone facevano fronte alle artiglierie italiane. Questa galleria, a causa delle faglie che continuavano a scaricare da sopra, era completamente piena. Gli alpini della sezione ANA di Treviso hanno lavorato per circa una settimana per riuscire a riaprirla, per poter arrivare a questo punto dove era piazzato il cannone delle truppe austriache. Di fronte a noi vediamo proprio dritto prima il Col di Lana con l'avvallamento creato dalla mina e sopra vediamo il bianco del ghiacciaio della Marmolada che è la cima più alta delle Dolomiti. Dalla postazione della cannoniera in lontananza vediamo il gruppo delle pale di San Martino, poi spostandoci gradualmente verso destra arriviamo a vedere ancora inerbato fino alla cima il Col di Lana. Ora ci attrezziamo di pila, siamo all'ingresso di una galleria breve, saranno circa 30-35 metri, non di più, fatta a Z lungo la faglia sostanzialmente che c'è naturale nella roccia. Questa galleria porta dall'altra parte verso il Col di Lana, dove c'era sostanzialmente un villaggio di baracche austriaco che era la prima linea che poi andiamo a vedere. Questa galleria è stata riaperta con 5 settimane di lavoro da parte degli alpini di Treviso e abbiamo dovuto ricostruire praticamente tutto quanto il tetto per poter fermare il continuo scaricare di materiale sopra dalla faglia. Galleria siamo usciti nel villaggio austriaco. Questa era una zona con parecchie baracche della prima linea, erano completamente sotto il fuoco dell'artiglieria italiana dal Col di Lana, tant'è vero che, come state vedendo, questo enorme roccione ha schiacciato una baracca cadendo dalla parete che sta alle nostre spalle. Sicuramente è caduto non durante la guerra ma è caduto dopo, ma probabilmente per effetto delle molteplici cannonate che aveva ricevuto durante il periodo bellico.
In questa inquadratura vediamo il Set Sass, che era tutto quanto dominato dagli austriaci che difendevano dagli attacchi italiani che salivano da sotto dalla valle di Andraz. In lontananza, dietro il Set Sass, si vede il gruppo del Sella. Questo ghiaione sul crinale ovest del Sasso di Stria, che domina la vallata di Andraz, era praticamente un tutt'uno fino alla discesa verso la valle, e per poter riaprire la postazione che sta alla nostra sinistra, dalla quale siamo usciti, abbiamo dovuto fare un enorme lavoro di spalare il ghiaione, mettere quei mezzi tondoni di larice lì a metà ghiaione per tenere fermo il materiale, e poi qui costruire questo muro a secco che ha lo spessore di circa 1 metro, per fare in modo appunto che duri il più possibile nel tempo questo blocco della ghiaia, che altrimenti discenderebbe in continuazione. Alle mie spalle abbiamo ricostruito la scala che all'interno della roccia, all'interno della montagna, sale fino alle postazioni austriache del castello, che dominano a loro volta anche a loro volta il Col de Lana, dove ci sono le postazioni di mitragliatrici che sparavano sui soldati italiani che tentavano di risalire dalla valle di Andraz. Poi dal livello delle postazioni del cosiddetto castello la scala continua e sale fino in alto sopra di noi, dove c'è il cosiddetto nido d'aquila, cioè dove c'erano piazzati i cecchini che sparavano in lontananza. Come potete vedere da questa inquadratura, in lontananza tutto il verde della Val Badia, l'abitato primo di San Cassiano, poi in fondo valle l'abitato della villa, la valle prosegue poi per uscire a Brunico. In alto, sopra nella direzione degli abitati, vedete il Sas Putià, al fianco del quale c'è il Passo delle Erbe, dal quale si scende verso Bressanone l'autostrada. Girando verso destra, in lontananza vediamo di nuovo le cime innevate già in territorio austriaco, e ci riavviciniamo a noi vedendo la montagna rossa, chiamiamola così, il gruppo delle Conturines, e poi continuando di dietro, che non lo vediamo, c'è il gruppo del Fanis con la ferrata Tomaselli, ma qui davanti a noi invece abbiamo il lato ovest del piccolo Lagazzuoi con la cengia austriaca che scende dal punto più alto del Lagazzuoi, tagliando trasversalmente la montagna, fino ad arrivare, dopo la chiazza di neve che vedete,
a delle postazioni austriache di fianco alla montagna spaccata dalle mine austriache, proprio sotto il rifugio Lagazuoi. Io sono Sergio Furlanetto, sono di Nardesa della Battaglia in provincia di Treviso, sono un ufficiale degli Alpini in congedo che su mandato della sezione Alpini di Treviso ho preso in mano nel 1999 i lavori di recupero delle opere storiche della Prima Guerra Mondiale sul piccolo Lagazuoi e poi qui sul SAS di Stria. I primi anni sono partiti con 1 o 2 settimane di lavoro con esclusivamente i volontari della Protezione Civile Alpini di Treviso, del quale io ero responsabile e fondatore, e mi servivano questi lavori qui in montagna per addestrare i volontari della Protezione Civile a operare in quota, cosa che poi ci è servita per esempio nell'alluvione della Val d'Aosta. Poi la cosa ha preso piede, molti altri alpini soci della sezione di Treviso e qualcuno anche da fuori della sezione di Treviso, venuti a conoscenza di questo nostro impegno tramite il nostro giornale Famiglia Alpina, tramite i quotidiani locali, tramite anche quotidiani nazionali, si sono interessati e hanno voluto partecipare. Siamo arrivati a lavorare con turni settimanali di 4 settimane da metà luglio a metà agosto per completare queste opere. Infine nel 2008 abbiamo fatto la cerimonia nazionale, come dicevo all'inizio, di inaugurazione dei nostri lavori. Ora siamo qui che riprendiamo per effettuare i lavori di manutenzione sulle opere che abbiamo già fatto. Ecco, abbiamo terminato il percorso di salita lungo il trincerone del SAS di Stria, siamo arrivati in vetta e da qui abbiamo tutta un'ampia panoramica delle Dolomiti, montagne che fino adesso non abbiamo mai citato. Qui alle mie spalle abbiamo il Col Gallina, l'Averau, il Nuvolau, in lontananza il Monte Pelmo, il gruppo del Civetta. Ma venendo qui a noi su questa vetta del SAS di Stria, non molto alta rispetto alle altre perché siamo ancora sotto i 2500 metri, abbiamo questa croce deposta nel 1933 in ricordo degli italiani che qui sopra sono caduti. Ricordo, come avevo detto all'inizio, del nostro percorso, che questa vetta, questo monte in mano completamente alle truppe austro-ungariche, un bel giorno gli austriaci, venendo di pattuglia qui in vetta, si sono trovati 4 soldati italiani che non avrebbero mai pensato di trovare qui, in quanto sono saliti dal costone qui sud-ovest del SAS di Stria in arrampicata. Si tratta del sottotenente Fusetti, medaglia d'oro al valor militare proprio per l'azione che ha fatto su questo monte il 18 ottobre 1915, quindi a guerra iniziata da pochi mesi. Assieme a lui il caporal maggiore Pierotti, il caporale Ludovisi, il soldato Pinci, che
Giunti qui sopra hanno preso di sorpresa una pattuglia austriaca, ma poi a loro volta sono stati sopraffatti dalle truppe austro-ungariche, in quanto non avendo loro più visto ritornare la loro pattuglia sono saliti in forze, e come già dicevo di questi nostri 4 soldati abbiamo perso da quel momento ogni traccia, non sappiamo che fine abbiano fatto, anche se nella leggenda, nella storia dei fatti d'arme pare che siano stati uccisi e poi gettati in uno di tanti crepacci che qui ci sono sul Sas di Stria. Ecco, ora vedete inquadrato il castello di Andraz, dove all'epoca delle operazioni militari era il comando delle nostre truppe, in quanto era da quel punto lì, da quel fondovalle che i soldati italiani risalivano per cercare di sfondare da questa parte verso il passo Valparola. Bravo Mario! Campo di pietra? La dieta. Without a reason, Santi che lo sopporta. love, as if you were a child. Mario? Smile, no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play.
and life is beautiful that way. L'ha visto ormai? No, guarda, Rai 3. Here in his eyes forevermore, I will always be as close as you remember from before. Vedete Geo, guardate che bello qua. Avanti così. Quindi attenti, abbai la bandiera. Vai, c'è sentito. Si sa mai che si è birra che anch'io sono. Dove sono i bravi? Qui c'è un. Metto la mano davanti così. Ai figli del Cavore vi salutano belle more. Metti questa qua. Vai. Io devo fare.
Siamo al lato dell'arrivo della funivia del piccolo Lagazzuoi, ci troviamo all'inizio del sentiero che parte per scendere verso le gallerie del Lagazzuoi. Siamo a circa 2735 metri di quota, mentre il Lagazzuoi sua parte più alta arriva fino ai 2800 metri, passando per i 2750 del rifugio Lagazzuoi. Qui ci troviamo all'inizio del sentiero che porta alle gallerie italiane sul piccolo Lagazzuoi. La valle che vediamo sotto di noi, tutta inalberata, è la Valle Costeana, valle che ritorna anche nelle canzoni degli alpini della prima guerra mondiale, in quanto in questa zona gli effetti della storia, gli effetti bellici sono stati notevoli, a partire dal 1915, quando un drappello di italiani occuparono Cortina senza colpo ferire, in quanto l'esercito austro-ungarico, sapendo di non poter difendere la cittadina, aveva abbandonato le case e si era ritirato su queste vette, sulle Tofane, sul Lagazzuoi, eccetera. Gli italiani, dopo aver occupato Cortina, hanno avanzato appunto lungo qui la Val Costeana, e a metà strada tra qui e Cortina, sono 18 km, facciamo diviso 2, si sono fermati e lì hanno fatto le cosiddette retrovie dei nostri reparti. Lì vivevano circa 3.000 persone, tra militari e civili. Era stata costruita una chiesetta che oggi gli alpini di Cortina hanno ricostruito uguale a come era a quel tempo, e di lì gli italiani sono partiti per tentare di conquistare il passo Valparola per andare in Val Badia e poi marciare verso l'Austria. Accortisi dell'impossibilità di fare questo, hanno ripiegato sulla cosiddetta guerra di Mina. Guerra di Mina che ha visto gli italiani dapprima dover occupare le cime delle Tofane. Sono riusciti per prima a occupare la Tofana terza, la Tofana seconda, per ultima la Tofana di Roses, che gli austriaci avevano tenuto, sulla quale gli austriaci avevano tenuto più duro, perché gli consentiva appunto di controllare i movimenti in fondo alla Val Costeana che facevano gli italiani. Una volta conquistata la Tofana, poi gli italiani hanno incominciato appunto la guerra di Mina, la prima delle quali è stata quella del Castelletto, proprio ai piedi della Tofana di Roses, per vedere la quale sui monti che stanno alle nostre spalle, Cinque Torri, Averau, Nuvolau, Col Gallina, dove nel frattempo gli italiani avevano piazzato tutti i pezzi di artiglieria, c'era anche il re d'Italia per assistere alla mina del Castelletto che brillava. Una volta brillata la mina del Castelletto, per gli italiani è stato più facile scendere nella valle qui sotto, tra il Lagazzuoi, il Castelletto, il Col di Boss, eccetera, per tentare di risalire qui sul piccolo Lagazzuoi, che era rimasto occupato dalle truppe austro-ungariche, fornite da dietro, dal Valparola, dai loro commilitoni che stavano sul Sas d'Istria, sul Valparola, quindi nelle altre postazioni che abbiamo già visto in precedenza. Qui il primo atto importante è stato quando il capitano Martini è riuscito ad infiltrarsi a circa metà altezza sulla cosiddetta poi Cengia Martini, come da suo nome, e gli italiani qui sotto sono diventati una spina sul fianco degli austriaci che stavano qui sopra, perché a un certo punto gli austriaci si sono accorti che gli italiani avevano incominciato a scavare gallerie per salire qui da questa parte, per poi poter aggirare il passo Valparola scendendo giù verso Pusteria tramite la Forcella Travananzes, difesa ancora per quel momento dagli austriaci, e per poter scavare poi, arrivati in quota, altre gallerie che qui sotto di noi andassero verso le postazioni austriache che dall'alto proteggevano il Valparola. Qui
ci troviamo nella postazione FV4, postazione di vedetta austriaca che dominava il passo Falzario e la Forcella Lagazzuoi. Qui i militari austriaci erano molto esposti all'artiglieria italiana che appunto dalla Verau e da Colgallina sparava a queste parti. Tanto è vero che è stata ritrovata una lettera di un soldato che era qui di vedetta, in cui scriveva a casa alla moglie che del piombo che continuamente gli mandava il generale Cadorna ne avrebbe fatto volentieri a meno. Qui alle mie spalle, sulla destra, vediamo la muraglia austriaca, una muraglia tutta scavata al suo interno, con baracche in cui i militari dormivano e forata verso est, che serviva per poter controllare se gli italiani risalivano dalla valle lì dietro del Falzario dopo aver eseguito la mina nel Castelletto. In fondo, ai piedi del grande Lagazzuoi, vediamo quello sperone di roccia denominato Prora della Nave, e anche lì dentro erano tutte postazioni austriache che assieme poi alla Forcella Travananzes era il fermo che gli austriaci avevano posto per impedire l'avanzata italiana da questa parte. Di qua alla mia sinistra vediamo l'ingresso della galleria che noi abbiamo battezzato G8, per dare appunto un numero, tante sono le postazioni, le gallerie scavate anche dagli austro-ungarici oltre che dagli italiani. Questa galleria praticamente era stata iniziata per scendere sotto la galleria che gli italiani stavano costruendo in salita dalla Cengia Martini. Con questa galleria era una gara contro il tempo tra italiani e austriaci per vedere chi arrivava primo a mettere la mina all'avversario. Se arrivavano prima gli austriaci, gli italiani dovevano ritornare in fondo valle. Se arrivavano prima gli italiani, avevano la possibilità di ricacciare più indietro gli austriaci rispetto all'antecima del Lagazzuoi. La storia ci dice che sono arrivati prima gli italiani. I motivi sostanzialmente erano due. Primo, perché quando gli austriaci si sono accorti che gli italiani scavavano le gallerie, gli italiani erano già abbastanza avanti. Secondo, perché gli italiani scavavano in salita e scaricavano il materiale dietro di loro in discesa. Gli austriaci invece dovevano tutto il materiale che scavavano con dei bidoni in legno attaccati a un binario sotto il soffitto della galleria, portare tutto il materiale su a monte. E per cui alla fine sono stati gli italiani a arrivare per primi e far esplodere la grande mina del piccolo Lagazzuoi, che ha costretto sì gli austriaci ad arretrare di qualche centinaio di metri, ma non ha minimamente risolto il problema dell'occupazione di questa vetta. Qui ci troviamo nel margine nord della mina italiana e vediamo alle mie spalle la galleria austriaca della quale abbiamo visto appena prima l'entrata dall'altra parte. Qui la galleria austriaca proseguiva tutto lungo il ghiaione e lì da basso, dove c'è quella lingua di neve ancora oggi, lì la galleria proseguiva e appunto tentavano gli austriaci con questa galleria di arrivare sotto la galleria italiana per farla saltare, e mentre, come dicevo prima, sono arrivati prima gli italiani e hanno quindi spezzato in questo punto la galleria austriaca. E se noi vediamo qui alla mia sinistra la traccia proprio del materiale che è sceso a riempire nuovamente la galleria che sotto gli austro-ungarici avevano aperto.
Ora noi non risaliamo fino alla funivia Lagazzuoi per prendere il sentiero che porta alle gallerie italiane, ma da qui attraverseremo il ghiaione della mina italiana arrivando fino alle trincee austriache dell'antecima e poi da lì attraverseremo proprio il bordo del cratere della mina che ci porta all'ingresso delle gallerie italiane. Qui ci troviamo proprio sul bordo del cratere della mina italiana e dopo l'effetto di questa mina, come dicevo prima, non è che ha risolto un granché le sorti di questo conflitto, perché 10 metri in avanti a me è rimasta la sentinella austriaca e 10 metri alle mie spalle sono riusciti ad arrivare gli italiani, per cui si fronteggiavano viso a viso, ma le cose sono rimaste abbastanza immutate, nonostante che qui sia stata fatta saltare mezza montagna, perché se guardiamo lo sperone in alto si capisce subito la differenza di quota rispetto a dove siamo noi. La montagna, prima dell'esplosione di questa mina, da là sopra scendeva in un pezzo unico fino all'antecima qui alle mie spalle, quindi pensate quanti metri cubi, migliaia di metri cubi di materiale la mina italiana ha fatto saltare. Il ghiaione dell'esplosione, la gran parte è sceso qui verso la Forcella Travananzes, eccetera. Una parte invece è scesa verso la Cengia Martini nei ghiaioni che ora vediamo da Passo Falzarego, e lì in questo ghiaione nel 2007 abbiamo recuperato lo scheletro intero di un nostro caduto dopo 90 anni dalla fine della Grande Guerra. Dopo l'esplosione della mina italiana, i nostri soldati sono riusciti a uscire qui su quello che è rimasto ed è stata denominata antecima della Lagazzuoi, e hanno incominciato a fortificare le postazioni che vedete qui sotto di me, mentre il posto di sentinella, come dicevo prima, è qui più avanti all'inizio della cresta della mina. Qui davanti a me adesso c'è l'ingresso della galleria italiana che scende fino al livello della Cengia Martini. Appena dentro la galleria italiana si divide in due: da una parte a sinistra scende la galleria principale, a destra scende la galleria cosiddetta di cresta o di spalla, che porta alle postazioni che vi indicavo qui prima e che poi magari ne andremo a visitare una. Tutti i giovani sui vent'anni, la sua vita non torna più. Colonnello che piangeva a veder tanto macello, fatti coraggio Albino bello, che l'onore per te sarà. Fatti
che state vedendo è una delle varie postazioni italiane sul lato della della galleria di cresta che guarda verso la Val Costeana. Queste postazioni, questa che vedete ora e anche quella che vedremo successivamente, sono 2 delle 4 o 5 che come alpini della sezione ANA di Treviso abbiamo recuperato. I più giovani portavano a spalla qui i materiali, mentre i più esperti di lavoro di falegnameria eseguivano le opere di recupero. Il grosso di queste opere qui su questo lato del legname le ha fatte la squadra di Volpago, che abbiamo battezzato squadra Sacramento, da Remo Fachin e Mario Pellegrini, mentre a trasportare i materiali per la maggior parte era il gruppo di Nervesa. Siamo usciti dalla prima parte della galleria di cresta, siamo usciti su questo terrazzino dove gli alpini della sezione ANA di Treviso hanno recuperato questa baracca ufficiali e da questa posizione si può vedere dinanzi a noi tutto l'arrivo verso l'alto della Val Costeana e di fronte il Cinque Torri, le 5 torri e sopra le 5 torri gli spuntoni di Croda da Lago. Qui ci troviamo su questo terrazzino che noi abbiamo ribattezzato il terrazzino delle Tofane, perché si vede a un palmo di mano la Tofana di Roses. In questo punto alla mia sinistra, contro questa roccia, c'era la baracca degli alpini, che è appena sotto della baracca ufficiali che abbiamo visto sopra. Poi con il tempo questo terrazzino è franato tutto giù, 400 e rotti metri, con tutti i sassi, la baracca e tutto quanto, e quindi noi alpini della sezione di Treviso lo abbiamo ricostruito. Per ricostruire questo posto abbiamo dovuto stendere, con l'aiuto degli amici dipendenti della funivia, una rete tra questi 2 spuntoni di roccia davanti a me, sopra questo canalone, di stendere una rete, e poi imbragati gli alpini addetti a ricostruire il muro a secco hanno fatto tutto il lavoro qui di ricostruzione del muro a secco. Poi abbiamo messo i gabbioni ripieni di ghiaia e poi tutto il vuoto che c'era qui dentro riempito di materiale che recuperavamo dalla pulizia delle gallerie soprastanti. Qui vi voglio raccontare un aneddoto che resti. Quell'anno che abbiamo fatto questo lavoro c'era per la prima volta il generale Giancarlo Finelli del gruppo di Treviso città, che anche lui è venuto a lavorare sodo di pala e picco, e i sassi per costruire questo muro si andavano a prendere sopra in antecima, e lì molti sassi sono di color giallo perché l'umidità, il posterno, e invece altri sassi erano bianchi, e avevamo qui il mucchio di sassi bianchi e gialli. Quando è arrivato l'ingegnere che ci segue i lavori, e senza dirci niente fa: quelli lì sono sassi austriaci, non va bene. Ci siamo guardati e lì l'ingegnere ci ha spiegato che
Erano sassi austriaci perché essendo gli austriaci nella parte nord della montagna i sassi erano gialli dall'umidità, mentre gli italiani che erano qui sulla parte sud, sempre al sole, i sassi erano bianchi, quindi non potevamo ricostruire il muretto italiano con i sassi gialli. E allora il generale Finelli mi guarda e mi fa: Sergio, che dici? Non ce li farà mica riportare su sti sassi. La 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 la. Una volta che era una brutta beccia che la aveva due denti soli, la palpa uno e il che scorlava, la palpa st'altro il che resta in Abbiamo percorso il primo tratto della Cengia Martini, che poi continua dietro alle mie spalle fino ad arrivare dietro il costone, e dove c'è la baracca ufficiali che si vede sulla parete, ricostruita sempre dagli alpini della stazione ANA di Treviso. Sulla sinistra della baracca vedete ci sono degli altri fori, lì le gallerie italiane proseguivano in alto per tentare di passare dall'altra parte al Valparola, ma gli austriaci con le mine le hanno bloccate. Vedete che c'è del ghiaione sulla costa della montagna, quel ghiaione lì è una parte delle mine austriache. Noi per il materiale, per ricostruire la baracca ufficiali, per ricostruire tutte le gradinate, i ballatoi all'interno avevamo bisogno di parecchio legname, tavole, tronchi eccetera. La funivia Lagazzuoi saliva lentamente, si soffermava appesa al cavo sopra il ghiaione che vedete lì in fondo, ci calava giù col paranco il legname e alcuni di noi più esperti di montagna se lo caricavano in spalle e lo portavamo giù per completare i lavori che dovevamo fare, la baracca, le scalinate eccetera. Sotto la baracca ufficiali, venendo verso di noi, c'era tutto l'abbaraccamento delle truppe italiane che vivevano qui in quota e venivano riforniti fino a una certa altezza con le teleferiche e poi tutto doveva essere portato a spalla, anche ai loro tempi, oltre però al materiale di legname per costruire le baracche, anche il legno per scaldarsi, il munizionamento, i viveri e quant'altro poteva servire per vivere mesi quassù senza mai scendere a valle. In fondo, che vengono riprese ora, vedete dei ruderi di postazione in cemento costruiti dai soldati italiani per poter avere un dominio più netto nei confronti degli austriaci che si trovavano sotto di loro nella Fonbank e di là sul Sas di Stria. Quelle postazioni lì sono state abbandonate dopo le mine austriache. La fortificazione è in cemento perché ovviamente lì erano sottoposti anche a colpi di artiglieria. Il capitano della compagnia
Concludiamo qui questo servizio sul lavoro svolto sul SAS di Stria e sul piccolo Lagazzuoi dagli alpini della sezione ANA di Treviso, riprendendo alle mie spalle lo Spitzenstein o sasso del soldato, che era la prima linea italiana, possiamo dire a valle rispetto da dove siamo scesi prima. Lì c'è la postazione che controllava sia la Goi-Ginger, la galleria sul SAS di Stria, sia le trincee della Fonbank. Scendeva la prima linea dalle postazioni contro la roccia, arrivava attraverso quella gradinata e quel muretto a secco fino alla postazione e poi scendevano giù per arrivare fino a quei massi che vedete in fondo valle, in mezzo ai pini, di fronte al nostro campo base. Molti di quei massi sono forati ed erano parte integrante della prima linea italiana. Da questa prima linea italiana, che appunto da quei massi a valle saliva per lo Spitzenstein fino allo sperone roccioso del piccolo Lagazzuoi, davanti era tutta terra di nessuno per circa 700-800 metri, e di là c'era la prima linea austriaca della Fonbank. Ecco, io direi che con questo mi fermo qui. Le cose da dire sarebbero state tante. Come sapete, su queste zone hanno scritto libri e libri. Io modestamente ho detto quelle poche cose che ritenevo più importanti. Concludo ringraziando tutti quelli che ci hanno dato la possibilità di fare queste opere, a partire dal Comitato Cenza Martini, la sezione ANA di Treviso, tutti i gruppi che hanno partecipato, gli amici della funivia Lagazzuoi e gli amici dei rifugi qui della zona, dal rifugio Lagazzuoi, Col Gallina e Valparola in particolare. Vorrei ricordare tutti i gruppi alpini che hanno dato volontari per questa opera. Più in alto, parlando delle postazioni, abbiamo citato Nervesa e Volpago, però qui dalla sezione di Treviso sono arrivati alpini di molti altri gruppi, da Fontanelle a Treviso, da Mogliano a Resana, da Vedelago a Istrana, da Ponzano a Castelfranco, da Montebelluna a Biadene, da Spresiano a Vidor, e poi sicuramente qualcuno magari paese, e poi qualche alpino di gruppi fuori dalla nostra sezione, Segusino, Feltre, Moriago, per cui a tutti quanti un grazie da parte mia, che in questi trascorsi 10 anni ho coordinato qui i lavori, conclusi con la cerimonia nazionale dell'ANA a Passo Falzarego, con il presidente nazionale Perona e con una grande esercitazione delle truppe alpine qui sulle torri di Falzarego. E ora, come dicevo, siamo qui che riprendiamo a fare un po' di manutenzione sui lavori che avevamo concluso 2 anni fa. Buon lavoro a tutti quanti gli amici alpini che ancora mi stanno seguendo e mi spronano a continuare, e con questo finiamo la nostra attività di ripresa.
quella guerra si trasformò in pochissimo tempo in una guerra completamente nuova, perché chi mai avrebbe immaginato di dover combattere a 3000 metri? Tutte le tattiche, tutte le conoscenze militari valide fino a quel momento scomparirono in poche settimane. Femore del soldato ritrovato morto qui sul canalino della Cengia. Fammi il rapporto quel mio. Se non devo farlo adesso. È una persona alta questa. Abbiamo recuperato prima. E assieme a tutti gli altri ossi, compreso il teschio, sono già stati recuperati. E guarda qua assieme, destra e sinistra. E ovviamente con dentro le ossa dei piedi. Mi hai dato di qua, dopo che fa dal fondo. Trascorrono le ferie lavorando ad oltre 2000 metri di altitudine per ripristinare le postazioni e le trincee austriache della Prima Guerra Mondiale. Sono i volontari dell'Associazione Nazionale Alpini del Montello, in provincia di Treviso, in collaborazione con le Penne Nere della sezione ANA di Cortina. Conclusi i lavori sul Monte Lagazzuoi, da 6 anni gli alpini sono impegnati al Sas d'Estria, dove stanno sistemando gallerie, baracche, trincee e postazioni. Il campo base è al passo Falzarego, ad oltre 2100 metri di quota. È un ripristino di importante significato storico, con l'obiettivo di ampliare le attrazioni turistiche dopo i vari recuperi già effettuati, dalle Cinque Torri al forte di Valparola, dove è stato allestito un museo sulla Grande Guerra. La sveglia la mattina alle 6:30, alle 7:15 c'è l'alzabandiera, si fa colazione, si preparano i panini, si ritorna alle 5 a capobase. Lo spirito per la montagna, l'alpinità proprio che si sente dentro, e lo spirito di gruppo, perché faccio parte del gruppo di Volpago e quindi quando ci si trova bene con un gruppo di persone si trova anche la motivazione per venire a fare queste opere di volontariato. È fantastico, è veramente un lavoro eccezionale. La squadra ci ha spiegato qualcosina, insomma, cose che non sapevamo. È veramente emozionante anche entrare dentro e vedere queste trincee, le condizioni di vita che ci dovevano essere. È veramente, insomma, molto emozionante, bello.